di un paese spaccato a metà, ma non solo nell'elettorato, spaccato a metà anche nelle frazioni. Ci sono frazioni che totalmente stanno da una parte e le altre frazioni stanno totalmente dall'altra. Sarà un grande lavoro di ricostituzione, di lavoro assiduo con i cittadini, lo faremo perché è il nostro obiettivo, lo sapevamo che era così e quindi l'abbiamo voluto far evidenziare perché è dovere nostro dare una risposta a tutti. Lo faremo attraverso le consulte frazionali, condividendo dei percorsi, parlando con la gente, tornando a parlare con la gente per far capire che la politica è l'arte del parlare assieme, non è l'arte solo di ascoltare, ma è l'arte di ascoltare, condividere e parlarci assieme. La prima cosa che ci siamo detti è quella di fare la consulta degli ex sindaci, un modo per stemperare un po' gli animi. La seconda cosa è la consulta delle frazioni, perché è importante riparlare alle frazioni, ritornare a parlare con le frazioni, in questo contesto credo vada benissimo, e le consulte del terzo settore. Oltre a questo noi abbiamo una grande idea che è quella di fare diventare Vedelago comune amico della famiglia, quindi un assessorato ad hoc per la famiglia e da lì partire per dare quelle risposte che le famiglie di questo territorio e non solo vogliono dalla politica, noi vogliamo darle.